Eccoci qua, ritorniamo insieme. Prima di rivelare i segreti del successo stilati dai centenari, tornando al discorso anche di come si sta dentro queste le vostre strutture, perché poi non voglio generalizzare, so che ci sono situazioni in corso delicate, come diceva anche il Presidente. Cos'è importantissimo per far sì che le persone lavorino in un certo modo, diano un certo tipo di servizio e si trovino anche nelle condizioni, come diceva lei, di fare oltre, far di più, quindi perché c'è quel problema del personale, esiste sempre. Sì, beh, diciamo che il personale deve avere, come è giusto che sia, sempre dei percorsi di formazione. La formazione, perché uno pensa che assistere un anziano sia quel mestiere che ha imparato una volta e sempre quello è. Allora, se consideriamo per esempio che tutta l'attività che viene svolta di assistenza viene registrata in tablet o computer che registrano ogni attività, non solo la terapia, ma l'attività di assistenza, quanto mangia la persona, registra tutto ciò che la persona fa, e questo vuol dire che tutto il nostro personale sa usare benissimo i computer, per esempio. E questo, cioè ognuno ha una dieta personalizzata? Ha diete personalizzate, assistenza personalizzata, mobilità personalizzata. Anche la partecipazione alle attività viene registrata, cioè se partecipa o non partecipa, la fisioterapia quando viene fatta, viene tutto registrato in un programma apposta che tutto il personale compila, quindi lo compila l'operatore, lo compila l'infermiere, lo compila il medico, lo compila il fisioterapista. Ci sono dei supervisori quindi anche che... Beh, se consideriamo che queste attività sono tutte registrate, sono poi rilette e vengono poi utilizzate per la progettazione, perché ogni ospite ha un progetto di vita, ha un progetto di assistenza che viene elaborato da un'equipe. Quindi non c'è l'operatore che segue, ma l'operatore che interpreta ciò che l'equipe multidisciplinare ha elaborato, perché la persona, per esempio, per partecipare a delle attività può essere stimolata attraverso un coinvolgimento oppure attraverso un operatore che sa come prendere la persona, ma però il progetto è elaborato sempre da un'equipe multidisciplinare, e creare lavoro d'equipe, penso che sappiamo tutti, sia una cosa complicata, quindi la formazione che viene fatta per poter lavorare in sintonia è fondamentale per poter essere veramente interpreti della massima risposta al bisogno dell'ospite in un contesto multidisciplinare. Ecco perché la nostra attività si basa proprio sul lavoro d'equipe e sulla preparazione di ogni singolo professionista, una preparazione continua. Ecco, lei rappresenta tra l'altro come presidente regionale di UNEBA, vicepresidente nazionale, quindi si confronta anche con altre strutture di altro genere, a seconda che siano private oppure pubbliche e così via. Quindi questa è l'occasione per spiegare che cos'è UNEBA. Certo. Che cosa dovrebbero fare quelle strutture che non vanno così bene? Ecco, allora, innanzitutto UNEBA è l'associazione nazionale che raduna tutte le realtà di ispirazione cristiana, enti del terzo settore, quindi non profit, che nascono sostanzialmente da fondatori, nascono da istituzioni, parrocchie, associazioni territoriali, persone illuminate, imprenditori, che mettono a disposizione delle risorse perché poi però si sviluppano. Ma per potersi sviluppare quello che non deve mai mancare è che cosa? L'indirizzo per cui queste istituzioni nascono. Nascono per rispondere ai bisogni delle persone fragili. La persona fragile deve essere non messa al centro, ma deve essere qualcosa di più. Deve essere la ragione per la quale tutta la struttura lavora. Quindi ecco perché diciamo che gli enti UNEBA non nascono per costruire case di riposo. Ecco la differenza totale. Non è business. No, non ha nessun senso, non è fatto per quello. Ecco perché c'è la massima attenzione al benessere della persona, perché il rapporto fra ciò che io posso, fra virgolette, guadagnare a fine anno o posso invece dare alla persona non ha paragone, mi interessa dare alla persona, e quindi tutto il personale è motivato in questa direzione, perché sa che non lavora per l'interesse economico di qualcuno. Ecco perché costruire case di riposo. Io faccio un esempio molto semplice: costruire case di riposo dove a piano terra metti tutti i servizi e sopra metti le stanze, vuol dire che tu non sai che per esempio il 60% delle persone che entrano in residenza hanno una parte
o molto decadimento cognitivo che hanno bisogno di stare a piano terra. Vuol dire che la costruzione stessa di queste realtà è fatta per il business e non per l'assistenza alle persone. Quindi questo è un piccolo esempio che dice qual è l'orientamento. Ecco perché dico che le realtà che nascono invece con lo spirito di servizio, perché bisogna dire chiaramente che nascono con lo spirito di servizio, ecco perché sono realtà che sono privato, non profit, ma che stanno contribuendo a un interesse pubblico. Infatti la differenza che c'è fra le varie entità è il profit, il pubblico, e il no profit che fa interesse pubblico. Questa è la grande, le tre tipologie di realtà. È chiaro che chi nasce con lo spirito di supportare la fragilità, proprio perché la comunità vuole prendersi cura, ecco perché spesso nascono proprio anche in vari comuni piccoli, ci sono queste realtà che nascono, perché uno che fa profit non lo farebbe mai in una realtà piccola, invece la comunità vuole prendersi cura dei propri anziani. E ricordiamoci che prendersi cura degli anziani vuol dire dare il senso della famiglia, certo, dare il senso del futuro, che sembra strano da dire, ma quanto più ti prendi cura delle fragilità, tanto più riesci a dare l'idea di futuro. Il Cardinale Martini diceva chiaramente che se tu vuoi vedere la cifra di una civiltà, devi vedere come si occupa delle sue persone più fragili. Quindi quella civiltà è tanto più evoluta quanto più risponde ai bisogni dei più fragili. E ci vuole uno spirito, ecco perché gli enti di ispirazione cristiana questo spirito ce l'hanno proprio per cultura, e soprattutto perché ecco perché la formazione è importante, formazione di tipo tecnico e formazione di tipo etico. Che è un altro aspetto importante. Prego. Mi piace dare un contributo a queste affermazioni che ha fatto il direttore. Tante volte ci inorridiscono tante storie che sentiamo e capitano all'interno delle case di riposo piuttosto che negli asili. È giusto punire, perché chi sbaglia poi in questi ambiti deve giustamente essere punito, però ricordiamoci sempre che chiediamoci perché questi operatori arrivano al punto di commettere questi misfatti, arrivano al punto di commettere questi errori, per cui la formazione, investire sulla formazione, creare un ambiente di lavoro che sia in cui anche i lavoratori stiano bene, forse aiuta anche a scongiurare poi atti gravosi, gravi e assolutamente non accettabili nei confronti degli ospiti. Quindi investire sui lavoratori deve essere necessariamente, insomma, poi anche in questi ambiti dove ricordiamo che il lavoro è anche faticoso, perché comunque accudire gli anziani è comunque un lavoro oneroso, è un lavoro che richiede un dispendio anche di energie, di forze emotive, che è enorme. Per cui dobbiamo sicuramente avere come priorità la cura degli anziani, ma ricordiamoci anche che chi segue questi anziani ha comunque una responsabilità e un carico di lavoro che non è indifferente. Che il tempo vola, leggiamo un po' che cosa avete fatto, un decalogo, cioè avete chiesto che cosa agli anziani? Noi abbiamo chiesto ai nostri centenari di dire secondo loro qual è il segreto per arrivare a 100 anni. Se non lo sanno loro, d'altra parte, loro possono dire io ci sono arrivato grazie a questo. Ce ne sono alcuni, hanno proprio un decalogo, 10 punti, ne leggo alcuni che sono molto interessanti. No, leggiamo, siamo tutti attuali. Attività fisica, primo punto, attività fisica. Fare una passeggiata o andare in bicicletta tutti i giorni, non rinunciare mai a muoversi. E questo è fondamentale, lo dico. E questo lo dicono, per arrivare a 100 anni devo fare questo. E poi cibo, alimentazione regolare, mai eccessiva, predilige alimenti sani, dieta mediterranea, d'altra parte quindi pasta asciutta la voglio. Ammetto che sono stati i centenari veneti che sono stati intervistati, lo capite da questo, e bere un bicchiere di vino rosso a pasto. Qua forse poi esagerano, però devo dire che lo dico io, così sono arrivato a 100 anni, dico che il vino è antiossidante. Poi curiosità, studio e lettura, coltivare il desiderio di conoscere cose nuove e leggere per mantenere viva la memoria. Quindi la lettura personale serve proprio a stimolarci. Famiglia, amarsi in famiglia, coltivare le relazioni tra generazioni. E non è raro che durante la festa dei centenari arrivano almeno 4 generazioni. Lavoro, l'impegno lavorativo stimola le proprie risorse, senti lo spirito veneto, combatte la noia e l'apatia, lavora che fa star bene. E quindi altro che pensione, prepensionamento. Il lavoro nobilita l'uomo. Fede, avere un credo religioso, pregare e affidarsi con fiducia.
quindi i valori devono fondarsi su qualcosa di veramente profondo. A prescindere dalla religione comunque. Devono fondarsi su qualcosa di profondo, non deve essere valori superficiali. Serenità. I dolci, qua stiamo vedendo le foto dei dolci, ma un bicchiere, ma no il dolce, un dolce al giorno. Il dolce non rileva. Vabbè. Loro dicono affidarsi con fiducia al buon Dio, invece è una cosa fondamentale. Che serve, perché, ripeto, serenità, prendere la vita come viene, non è possibile controllare ogni cosa, un po' di fatalismo che non è inattività, perché prima ha detto lavoro, impegni, eccetera, però essere persone mature, certo. Okay, persone equilibrate. Stile di vita, sincerità, umiltà e perdono, quindi relazione, aiutano ad affrontare meglio le prove quotidiane. Quindi essere maturi testimoni nei confronti degli altri. Tempo libero e viaggi, coltivare uno o più passatempi, passioni che mantengono vivo l'interesse. Viaggiare per conoscere culture e persone diverse. Infatti nelle nostre residenze si svolgono i viaggi virtuali e sono frequentatissimi da tutti gli ospiti, che vengono presentati attraverso l'utilizzo di schermi, realtà, paesaggi, paesi, culture diverse, sono molto interessati. Famosi documentari, no, che piacciono. Umore, ultimo punto, evitare le arrabbiature. Eccolo là. Se proprio non è possibile, trovare un diversivo, fare un solitario con le carte da gioco, questo era il loro. Però per dire, ecco, bisogna saper essere sereni, perché altrimenti, come dire, fai difficoltà con te stesso e nelle relazioni. Quindi puntano molto, un po' questo decalogo, punta molto sull'essere a posto con se stessi, fondarsi su valori importanti, la fiducia nel buon Dio, ma poi soprattutto quello di dire essere utile nella relazione con gli altri. Assolutamente, questo è anche molto importante, fa fare delle riflessioni un po' in generale, perché quelli che sono anche lucidi hanno tanta saggezza, no? Quindi il festeggiare i centenari è anche un po' dire guarda che puoi arrivare a quell'età e prendi in considerazione tanti valori della tua vita. Perché... Assolutamente sì, intanto è bello da quasi cinquantenne sentire e avere queste ricette, queste istruzioni nella speranza di avere davanti del tempo per poterli applicare. Poi insomma sono veramente dei consigli molto, molto basici che fanno parte della vita, che un po' ci contraddistinguono anche come veneti, come uomini, come donne di questa terra, di questa appartenenza anche religiosa, anche se giustamente non viene menzionato un credo particolare, però penso che questo elisir di lunga vita siano anche consigli molto pratici che qualche volta anche noi dobbiamo avere la capacità di fermarci e di riflettere sull'importanza tra gli stili della nostra vita di applicare buoni consigli e buone regole come queste per un elisir di lunga vita, ma anche per una vita migliore. Assolutamente sì, sto pensando in confronto generazionale, tante volte si è parlato di in generale, quindi qui mi rivolgo a lei come Presidente UNEBA, queste strutture ai più giovani, a generazioni diverse, per mantenere sempre un contatto, un confronto, si riesce a fare, c'è possibilità di un contatto, a parte la triste parentesi Covid che non consentiva niente. Ma diciamo che ci sono degli ottimi progetti, per esempio la Fondazione Opera Immacolata Concezione in 3 sue residenze ha degli asili, asilo nido e scuola materna. Questo permette una partecipazione non saltuaria ma continuativa fra i bambini e i nonni, che trovano in questo rapporto con questi bambini come dire, veramente una vivacità che per loro può venire solo da quel tipo di stimolo. I bambini stimolano, e la cosa importante è che abbiamo rilevato anche attraverso delle ricerche che anche per i bambini è molto importante vedere la figura dei nonni e vedere dei bambini che sostanzialmente giocano con i nonni in carrozzina, per cui per loro non esiste la barriera, non esiste il giudizio, non esiste la valutazione, non esiste come dire, il pregiudizio. Quindi nella relazione i giovani sono molto più immediati e quindi riescono a dare quello stimolo all'anziano che magari trovano più fatica, coi coetanei sicuramente.
Quindi il fatto di avere la presenza di diverse generazioni che siano come volontari, ma non dimentichiamo comunque che all'interno delle residenze lavora personale di tantissime età. Assolutamente, anche molto giovani tra l'altro. Molto giovane e dico anche di paesi diversi, perché per esempio all'interno delle residenze della Fondazione Immacolata Concezione lavorano persone di 54 nazionalità diverse. Caspita. 54 nazionalità diverse, che però hanno tutte fatto il loro percorso di formazione, sono dei professionisti dell'attività, piuttosto operatori, piuttosto che infermiere, e sono persone che vivono questa esperienza di una comunità che accoglie, ma loro stessi sono responsabili di dare risposte a questi anziani in termini di assistenza e di servizio. E questo devo dire che è un altro grande segno di speranza. Assolutamente. Allora, ci sarebbero tante altre tematiche da affrontare insieme. Una battuta di chiusura, siamo arrivati al termine. A lei, Presidente. Beh, un ringraziamento particolare va a tutte le persone che si adoperano con tantissima dedizione, con tantissimo cuore, con tantissimo sentimento, che sono alla base, insomma, del loro servizio, del loro lavoro alle persone anziane, chiunque esse siano, dalle istituzioni ai volontari, al mondo appunto del no profit, ma anche a quello delle strutture che ospitano questi anziani. Ecco, è un esercito di persone che si dedicano, che si spendono e che ovviamente mantengono viva una parte della nostra comunità, che è assolutamente importante, nella quale affondano le nostre radici e che ci aiutano anche a creare un futuro migliore per le generazioni che arrivano. Benissimo, grazie a lei naturalmente Direttore Tosa di essere stato qui con noi, Presidente UNEBA, grazie a lei Vicepresidente della Provincia di Padova Vicenza Gottardo e a voi telespettatori di averci seguito, quindi un capitolo molto interessante che vuol fare delle considerazioni, abbiamo visto anche delle foto veramente belle, molto belle, quindi coinvolgenti, per portare un sorriso a tutti, per dare prospettive di lunga vita, perché ci si può arrivare. Ma vi racconteremo che poi il Guinness, quando ci sarà, che cosa comporterà, ne parleremo, quindi vi lasciamo in sospeso. Buon proseguimento, buona serata.